E iniziamo a leggere Esodo, capitolo 6, dal versetto 23. Aronne prese in moglie Elisheba, figlia di Aminadab, sorella di Naashon. Ed ella gli partorì Nadab, Abiù, Eleazar e Ithmar. Amen. Aronne, chi è Aronne? Aronne era fratello di Mosè. Aronne si è sposato e ha avuto 4 figli. Sappiamo che Aronne è stato il primo sacerdote levita istituito in Israele. Di conseguenza anche i suoi figli diventano sacerdoti. Sappiamo che si è sposata con tale Elisheba e che da lei ha avuto 4 figli, Nadab, Abiù, Eleazar e Itmar. Isaia 6,23. Esodo 24,1. Poi Dio disse a Mosè: sali all'Eterno, tu ed Aronne, Nadab e Abiù, e 70 degli anziani di Israele, e adorate da lontano. Poi Mosè si avvicinò all'Eterno, ma gli altri non si avvicinarono, né salirà il popolo con lui. Esodo 24,1. Poi Dio disse a Mosè: sali all'Eterno, tu ed Aronne, Nadab e Abiù, e 70 degli anziani di Israele, e adorate da lontano. Poi Mosè si avvicinerà all'Eterno, ma gli altri non si avvicineranno, né salirà il popolo con lui. C'è qualche cosa che non va. Prima erano 4 figli, ma 2 sono chiamati a salire. Perché questi 2 praticamente avevano un ruolo particolare, erano i maggiori, e quindi hanno preso su di loro una responsabilità importante. Quindi doveva salire Mosè, Aronne, Nadab e Abiù. Rivedete con me, Nadab, Abiur e Abiù, così lo memorizziamo. Quindi questi 2 personaggi, rispetto agli altri 2 fratelli, ricoprono un ruolo particolare. Esodo 28,1. Poi fa accostare a te Aronne tuo fratello e i figli suoi con lui, nel mezzo dei figli di Israele, perché servano a me come sacerdoti. Quindi Aronne, Nadab, Abiù, Eleazar e Itmar, figli di Aronne. Qui vengono richiamati tutti, ma questa parola ve l'ho letta perché tutti e 4 i figli sono stati consacrati per il ministero. Avevano un ministero particolare che era quello di servire davanti all'Eterno. Levitico 16,12. Poi prenderà cosa facevano i sacerdoti? Dovevano adorare davanti all'Eterno. A quel tempo che cosa c'era? C'era l'arca, c'era la tenda, quindi dovevano adorare davanti all'Eterno, e l'Eterno si manifestava solitamente con una nuvola, abbiamo detto, dove c'era l'arca, perché quello era il luogo che era stato stabilito da Dio, e per cui Mosè aveva costruito la tenda per la presenza di Dio, per l'arca. Quindi Levitico 16,12 dice: poi prenderà un turibolo pieno di carboni accesi tolti dall'altare davanti all'Eterno. Dillo alla persona accanto a te: dall'altare. Tolti dall'altare davanti all'Eterno. E avrà le sue mani piene di incenso profumato in polvere, e porterà ogni cosa di là dal velo. Metterà l'incenso sul fuoco davanti all'Eterno, perché la nuvola dell'incenso copre il propiziatorio che è sulla testimonianza, così egli non morirà. Quindi che cosa dovevano fare i sacerdoti? Queste 5 persone, nell'ordine prima Aronne, poi i 2 figli maggiori e anche gli altri 2. Dovevano andare all'Eterno, c'era nel luogo santo, non nel luogo santissimo. Nel luogo santo c'era questo braciere, quest'altare dove c'era il carbone ardente. Dovevano prendere questo carbone, metterlo dentro il turibolo, entrare al di là del velo, dove c'era il propiziatorio, cioè l'arca dell'alleanza, buttare questo incenso nei carboni ardenti, e la nuvola di questo incenso doveva ricoprire tutto il luogo, tutto quel luogo. Considerate che era un luogo che era sempre al buio, quindi il sacerdote entrava là dentro e adorava, perché questo è
L'incenso è immagine dell'adorazione, della preghiera. L'incenso è l'immagine di quello che avviene dal cielo. Mentre i carboni sono la preghiera che è gradita a Dio. La preghiera che viene davanti all'Eterno nasce per essere sviluppata dentro di noi in maniera sana e santa. C'era un fuoco davanti all'Eterno e quel fuoco era una cosa preziosa, perché era un fuoco che aveva acceso Dio stesso. Non vi confondete, questa è l'introduzione, ancora deve venire. Quindi l'incenso rappresenta la preghiera. Che cosa doveva succedere? La nuvola di incenso doveva ricoprire completamente quel luogo, perché anche il sacerdote che entrava là dentro poteva morire, perché la gloria di Dio si poteva manifestare all'improvviso, e se questa gloria di Dio non era coperta dalle preghiere sante, quindi dall'incenso profumato, il sacerdote poteva morire. Va bene? Ci dice qualche cosa. Noi alla presenza di Dio, senza essere nella giusta adorazione, possiamo morire. Morire spiritualmente? Sì. Morire fisicamente? Anche, può essere, magari non ora, fra un po' o tra un paio di giorni. Non vi preoccupate che se abbiamo da morire, moriamo. E non vi sto scherzando. Ora ci arriviamo. Quindi dovevano adorare in pienezza nel luogo santo. Quindi al capitolo 8, non l'abbiamo letto perché è lungo, al capitolo 8 i figli di Aronne vengono consacrati, al capitolo 9 ci sono una serie di sacrifici. Tutto il capitolo 9 ci sono dei sacrifici degli olocausti che Aronne e i suoi figli hanno portato davanti a Dio perché gli era stato ordinato di fare così. Leggiamo solo la piccola dal versetto 22 del capitolo 9. Poi Aronne alzò le sue mani verso il popolo e lo benedisse. Dopo aver fatto il sacrificio per il peccato, l'olocausto e i sacrifici di ringraziamento, discese dall'altare. Quindi Mosè ed Aronne entrarono nella tenda di convegno, poi uscirono e benedissero il popolo. Allora la gloria dell'Eterno apparve a tutto il popolo. Quindi un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e consumò dall'altare l'olocausto e il grasso. Tutto il popolo lo vide, proruppe in grida di gioia e si prostrarono con la faccia a terra. Quindi questa è l'ultima parte del capitolo 9 e ci spiega un pochino quello che è successo. Che è successo? Che hanno sacrificato questo olocausto, l'hanno messo sul fuoco, l'hanno messo sull'altare e un fuoco dal cielo è sceso e ha bruciato completamente l'olocausto e il grasso. Tutti quanti hanno potuto vedere due cose. Hanno visto che la gloria di Dio che scendeva e hanno visto questo fuoco che ha consumato. Quindi immaginatevi la scena. No, si sono tutti sbalorditi, come se non avessero visto niente prima, voglio dire, avevano visto cose meravigliose, cose stupende, ma là in quel momento si sono riempiti di gioia, la gloria di Dio li ha toccati così profondamente che tutta l'assemblea ha sentito la necessità di adorare. Quindi quando si fanno le cose giuste davanti alla presenza di Dio, quando noi che siamo sacerdoti, perché ricordatevi che noi siamo sacerdoti, quando si fanno le cose giuste alla presenza di Dio, la presenza di Dio scende e quelli che non sono sacerdoti ancora vedono la gloria di Dio in noi. Perché loro erano discendenti di Aronne e per sangue erano sacerdoti. Noi lo siamo per Cristo Gesù. Gesù ci ha reso principi e sacerdoti. Quindi ognuno di noi si può presentare alla presenza di Dio sapendo con certezza che la nostra offerta spirituale è ok, è accettata. Amen? Dì alla persona accanto a te, il tuo sacrificio è ok. Amen. Ora iniziamo Levitico 10, dove c'è il punto clou. Considerate che la Bibbia, i numeri e i capitoli glieli abbiamo messi noi, ma in origine non c'era. Quindi quello che viene ora è una prosecuzione di quello di prima. Quindi, versetto 24 del 9 dice: quindi un fuoco uscì alla presenza dell'Eterno e consumò sull'altare l'olocausto e il grasso. Tutto il popolo lo vide, proruppe in grida di gioia e si prostrarono con la faccia a terra. Poi Nadab e Abiù, figli di Aronne, presero ciascuno il proprio tribolo,
Vi misero dentro del fuoco, vi posero sopra l'incenso e offrirono davanti all'Eterno un fuoco illecito che egli non aveva comandato. Questi due personaggi, e che vedremo poi perché l'hanno fatto, fanno una cosa che non dovevano fare. Continua al versetto 2. Allora un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e li divorò e morirono davanti all'Eterno. Perciò Mosè disse ad Aronne: questo è ciò di cui l'Eterno parlò dicendo: io sarò santificato da coloro che si avvicinano a me e sarò glorificato davanti a tutto il popolo. E Aronne tacque. Ma voi lo immaginate un papà che vede i due figli completamente bruciati all'improvviso scomparire, diventare cenere che il vento se li porta e si sparge su tutto quel territorio? Aronne ha dovuto tacere. Versetto 4. Poi Mosè quindi chiamò Micael ed Ezzafan, figli di Uziel, zio di Aronne, e disse loro: avvicinatevi e portate via i vostri fratelli dal davanti del santuario, fuori del campo. Così essi si avvicinarono e li portarono via nelle loro tuniche, fuori dal campo, come Mosè aveva detto. Ok. Che differenza ci poteva essere tra un fuoco acceso là e un altro fuoco acceso là? Qual è la differenza di calore, di energia, di luce? Qual è la differenza? In un impeto della loro follia hanno voluto adorare Dio nella maniera sbagliata. Tant'è che Mosè dice: questo è ciò che l'Eterno parlò dicendo: io sarò santificato da coloro che si avvicinano a me e sarò glorificato davanti a tutto il popolo. Cioè, quando Mosè dice questa cosa, lo dice in riferimento a quei due che sono stati consumati. Vuol dire che quei due che sono stati consumati non adoravano veramente con tutto il cuore, ma hanno tentato un'adorazione che non era lecita, ma illecita. Tentativi umani. Tentativi umani. Dice: sì, vabbè, ma io come faccio a sapere che adoro nella maniera giusta e non adoro con un tentativo umano? Ora ci arriviamo, perché la parola di Dio non ci lascia così, ci dà la soluzione. Però sappiate che questi due all'improvviso hanno fatto qualcosa che non dovevano fare. Quindi hanno acceso un fuoco, non l'hanno preso direttamente dall'altare, perché il fuoco santo qual era? Era quello dell'altare. Come abbiamo letto no, ma ora ci arriviamo. Come abbiamo letto, c'era un fuoco, da lì bisognava prendere il fuoco. Ma questo racconto, se voi ci fate caso, allora, due persone muoiono, Aronne tace, Mosè quindi chiama Micael ed Elzafan e ordina loro di portare via i due corpi. Antico Testamento. Niente vi dice Anania e Safira. Non pensate che era una cosa del Vecchio Testamento, è qualcosa anche nel Nuovo Testamento. Anania e Safira hanno mentito a Dio, hanno mentito allo Spirito Santo. Paolo ci disse: mi dispiace, ma io non ci posso fare niente. Pietro, scusate. Pietro, non ci posso fare niente, sono morti tutti e due, hanno chiamato i giovani che hanno portato via i due cadaveri. Perché successe questo lì e successe questo ai tempi di Pietro? Perché la presenza di Dio era forte. Più forte la presenza di Dio, più alta è la rivelazione, più noi siamo chiamati a essere seri davanti a Dio. Perché queste cose non succedono ora? Perché evidentemente non c'è la presenza di Dio che c'era in quel momento particolare di Aronne e di Mosè, e non c'era neanche quando Pietro parlava. Erano forse dei momenti eccezionali, ma erano dei momenti che sono stati scritti per noi affinché noi crescessimo per quegli esempi. Noi non ci possiamo permettere di accendere fuochi illeciti, di mentire allo Spirito Santo e di portare un'adorazione che non viene da Dio, ma che è un tentativo umano.
perché ne va della nostra vita. Dice, ma non era meglio prima che non conoscevo lo Signore? Sì, vero, ma non ti preoccupare, ti ne vai all'inferno direttamente ed eri tranquillo per l'eternità. Non funziona così, è ovvio che alla presenza del Signore, nonostante, tra virgolette, per noi ci possono essere dei rischi, chiamiamoli così, ma noi abbiamo sempre da guadagnare col Signore. La nostra vita è sempre benedetta alla sua presenza. Certo, oggi non moriamo più all'improvviso, grazie a Dio, il Signore perdona 70 volte 7 se noi chiediamo scusa, ma ci sono delle cose che dipendono fortemente dal nostro comportamento e di come noi siamo predisposti verso il Signore. E ora ci arriviamo. Ora vi rivelo questi due perché hanno fatto questo. Naturalmente il peccato, ovvio. Quindi dovevano prendere, l'abbiamo letto in Levitico 16, 12, 13, poco fa l'abbiamo letto. Poi prenderai un tribolo pieno di carboni accesi, tolti dall'altare davanti all'Eterno. Dovevano prendere loro il fuoco che era davanti all'altare dell'Eterno. Loro invece che cosa hanno fatto? Vi misero dentro del fuoco. Allora, presero ciascuno il proprio tribolo, vi misero dentro del fuoco, vi posero sopra l'incenso e offrirono davanti all'Eterno un fuoco illecito, perché non avevano preso quel fuoco da dove lo dovevano prendere e l'hanno fatto nel momento sbagliato. Dice, ma che erano ubriache? Sì, erano ubriache. Continuiamo in sempre Levitico 10. Dal versetto 6, poi Mosè disse ad Aronne ed a Eleazar e Itmar, suoi figli. Quindi che succede? Quei due muoiono, gli altri due prendono il posto dei due fratelli. Comunque dice così, non scoprite il vostro capo e non stracciate le vostre vesti per non morire e perché l'Eterno non si adiri contro tutta l'assemblea, ma i vostri fratelli, l'intera casa di Israele, faccia lutto per il fuoco che l'Eterno ha acceso. Non allontanatevi dall'ingresso della tenda di convegno perché non abbiate a morire, poiché l'olio dell'unzione dell'Eterno è su di voi. Ed essi fecero come Mosè aveva detto. Allora che successe? Che all'improvviso Mosè, ispirato da Dio, naturalmente ci dice, guai a voi se fate lutto, guai a voi se prendete e vi mettete in ginocchio per piangere vostro fratello, non esiste. Ma perché? È ovvio che per loro era un ordine fisico, nel senso che non dovevano farlo. Per noi è qualcosa di spirituale, ci parla spiritualmente. Che cosa ci dice? Che noi non possiamo assecondare il peccato degli altri. Questo vuol dire, noi non possiamo assecondare, se mio fratello sbaglia, io non posso assecondare mio fratello e giustificarlo, magari. C'è chi piangerà per mio fratello se sbaglia, ma il mio compito è stare santo alla presenza di Dio, perché se no gli altri muoiono, cioè io sono responsabile degli altri, tu sei responsabile degli altri, non devi fermarti a giustificare il peccato di nessuno, neanche il tuo, soprattutto il tuo. Perché è ovvio che Aronne, che doveva entrare nel luogo santo, e i figli di Aronne che dovevano entrare, nel luogo santissimo, dovevano accendere quell'incenso, dovevano bruciare quell'incenso, perché anche loro erano peccatori, anche loro potevano morire. E dice una cosa interessante, dice, non stracciatevi le vesti, perché le loro vesti erano vesti sacre. Nel Nuovo Testamento c'è un sacerdote che si strappa le vesti, il sommo sacerdote. Per Gesù si strappa le vesti come se avesse bestemmiato e lui si strappò le vesti. Sapete che cosa significa strapparsi le vesti? Rinnegare la presenza di Dio nella propria vita. Quel sacerdote che si è strappato le vesti alla presenza di Gesù ha fatto qualcosa di profetico, si è tolto lui l'abito regale per darlo a tutti noi, ha aperto l'accesso al luogo santissimo. Chi era questo sacerdote? Chi se lo ricorda? Caifa. E quindi allora era vietato, perché se loro si strappavano le vesti, loro che potevano entrare nel luogo santissimo, e non potendovi più entrare, il luogo santissimo diventava una bomba che poteva uccidere tutti all'improvviso. Quindi giustamente Aronne e compagni si dovevano mettere
in pace, l'anima in pace, e decidere se volevano morire pure loro insieme ai figli o vivere per non far morire tutto il popolo. Spiritualmente che cosa significa? Seguire il peccato e morire insieme al peccato che giustifichiamo, ok? Oppure continuare a restare santi, continuare a stare alla presenza di Dio per salvarci e per salvare. Solo quando noi siamo alla presenza di Dio noi possiamo salvare. Ovvio che i due figli di Aronne hanno deciso di fare qualcosa che non era lecito, ma non sono morti per colpa di Aronne, non sono morti per colpa di Mosè, hanno fatto qualcosa che loro hanno deciso. La copertura di Aronne non era sufficiente per chi è ribelle, non è sufficiente per chi è ribelle. Quindi noi siamo messi come sentinelle, come luce. Noi che siamo sacerdoti possiamo andare alla presenza di Dio per noi e per gli altri e possiamo portare la salvezza, perché Dio cerca veri adoratori e il Signore vuole veri adoratori alla sua presenza. Quando noi impariamo ad adorare, allora le persone vedono che c'è qualcosa di speciale e vedono la manifestazione di Dio. Il popolo l'ha visto. Quindi Levitico 10 dal versetto 8, l'Eterno parlò ancora ad Aronne, quindi è tutto un discorso, dicendo: non bevete vino, né bevande inebriante, né tu né i tuoi figli, quando entrerete nella tenda di convegno, affinché non abbiate a morire. Sarà una legge perpetua per tutte le vostre generazioni, perché possiate distinguere tra il santo e il profano, tra l'impuro e il puro, e possiate insegnare ai figli di Israele tutte le leggi che l'Eterno ha dato per mezzo di Mosè. Ritornando un pochino a Nadab e Abiur, abbiamo detto: ma che erano ubriache? Sì, erano ubriachi. Questo monito probabilmente, ma io ho guardato un po' anche in qualche commentario e mi trovo d'accordo con loro, è molto probabile che questi due erano ubriachi. Cioè si sono presentati alla presenza di Dio brilli, no brillanti, brilli, più che felici. Cioè, allora che cosa rappresenta in questo caso? Rappresenta il peccato. Hanno fatto qualcosa col peccato addosso. Questo che cosa ha causato? Che hanno fatto qualcosa di sbagliato? No, perché la loro intenzione era buona. È stato il gesto sbagliato. E allora dove hanno sbagliato? Il loro peccato non gli ha fatto capire cosa era puro e cosa non era puro. Poiché possiate distinguere il santo dal profano, l'impuro dal puro. Il peccato non ci fa distinguere più il santo dal profano, l'impuro dal puro. Il peccato ci copre la vista in maniera fenomenale, tanto che certe volte giustifichiamo il nostro peccato e la prima cosa che si indoderia è, per esempio: ma il Signore mi ha fatto così, quindi io sono così, non posso fare niente. No. Ma il Signore però l'ha permesso, che ci posso fare io? No. Vuol dire che sei ubriaco di te stesso, sei ubriaco del tuo peccato, vuol dire che la tua testa funziona nella maniera sbagliata e non distingui più il puro dall'impuro. Quindi Abiur e Nadab, mi pare, nomi complicati, Nadab e Abiur, visto? Pietro e Paolo me le scangio. Nadab e Abiur no, incredibile. Nadab e Abiur non hanno adorato come dovevano, perché erano brilli, erano pieni di peccato. Quindi come fai tu a capire se stai facendo un'adorazione vera oppure no? Se vivi nel peccato e te lo giustifichi, o giustifichi te stesso perché il peccato è peccato, il Signore che ci posso fare? Tanto siamo tutti peccatori. Peccato, peccato. No, non è così. Non può essere così. Perché c'è un peccato che è peggiore. Gesù ci ha insegnato che tutti i peccati di questo mondo possono essere perdonati. Tutti, tranne uno.
La bestemmia allo Spirito Santo. Qual è la bestemmia allo Spirito Santo? È quando noi offendiamo l'opera di Dio. Quindi il peccato nella nostra vita che offende l'opera di Dio, che offende lo Spirito Santo, la potenza dello Spirito Santo, ma stare attenti, perché quello ci conduce alla morte. Io posso sbagliare contro mio fratello, posso sbagliare perché cado, ma il fatto che noi pensiamo che lo Spirito Santo non ci può liberare e non può agire nella nostra vita con potenza e miracolosamente, questo è bestemmiare lo Spirito Santo, e quello è un peccato che difficilmente viene perdonato. Tu non ci devi mettere niente, tu devi essere abbandonato. Il tuo fuoco può essere un fuoco buono se è preso dal posto giusto, se è fatto secondo il cuore di Dio. Quindi quando ci mettiamo in preghiera, la prima cosa che noi dobbiamo fare è sbriacarci. No, ubriacarci, come si dice? Sbriacarci. Dobbiamo essere astemi, cioè dobbiamo andare sobri. Dobbiamo andare alla presenza del Signore lavati dal sangue dell'agnello. Perché ad Aarone che cosa ha detto Mosè? Su di voi c'è l'unzione, non potete andare a seppellire, non potete andare a fare cordoglio, non potete piangere, guai a voi se uscite dalla tenda. Ok? Il sangue di Gesù è più forte di qualsiasi unzione. L'unzione dello Spirito Santo, quindi chiedere l'unzione dello Spirito Santo, e soprattutto chiedere al Signore di essere liberati, cioè dobbiamo avere coscienza che facciamo pietà, dobbiamo avere coscienza che abbiamo sbagliato e confessare il nostro peccato, del Signore, faccio pietà, ho bisogno di essere lavato dal tuo sangue prima di venire alla tua presenza. Questi due, se avessero aspettato un po', oppure avessero detto guarda che noi siamo brilli, non possiamo servire, magari sarebbero stati, avrebbero preso solo bastonate, non sarebbero morti e il loro ministero non sarebbe andato a scatafascio. Va bene? Ma confessare il peccato e mettersi davanti a dire del Signore, certo, uno che è ubriaco mica lo sa, ma ci deve essere un momento in cui è sobrio, non è che è ubriaco 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, per 80 anni. Giusto? Se no il fegato, arrivederci, buonanotte. C'è un momento in cui siamo lucidi. In quel momento di lucidità dobbiamo essere, Signore, ti prego, lavami col tuo sangue, non voglio fare né la fine di Abiur, né la fine di Nadab, manco la fine di Anania e Safira. Amen. Guai a noi se prendiamo fuoco che non è cosa che viene da Dio. Tentativi umani il Signore non ne vuole. Il tentativo umano è niente. Il mondo fa i tentativi umani, il mondo adora in questa maniera, il mondo è quello che è, va come va. Ma noi siamo chiamati ad essere santi, perché noi siamo chiamati a stare davanti alla presenza di Dio nel luogo santissimo, non un luogo qualsiasi. E non è che siccome viene lo Spirito Santo siamo tutti belli, bravi, non è che siccome cantiamo, danziamo e parliamo in lingue è tutto ok, perché questi due erano in un momento in cui hanno visto la gloria di Dio, hanno visto scendere la gloria di Dio, la potenza, il fuoco, e tutto il popolo ha adorato, hanno visto. Eppure se la cantarono. Non erano degni. Cioè non è che non erano degni perché erano brutti, sporchi e cattivi, ma perché erano ubriachi. In quel momento erano nel peccato. Nella Bibbia ci sono anche figli di Eli, che non erano granché. I figli di Ezechiele, i figli di Samuele. Ezechiele. Ora qualcuno alzerà la mano e dice i figli di Geremia, ditelo. Geremia manco maritato era, comunque.
i figli di Samuele, eppure erano persone che non sono morte all'istante, ma sono morti senza figli, senza eredità. Dio li ha puniti, dicesse io ci desse proprio la tua discendenza è finita. Non sono morti subito perché a quel tempo la parola del Signore era poca. Quindi una volta che c'è poca parola, c'è poca conoscenza, Dio mette tempo, ma quando c'è la parola di Dio che viene rivelata è finita. Infatti i figli di Eli morirono senza discendenza, come anche i figli di Aronne sono morti tutti e due senza discendenza. Cioè il loro nome si conclude, credo, nella prima in Cronache. È finito. Nel Nuovo Testamento non se ne parla più, in tutto il resto della Bibbia non esistono più. Proprio il loro nome è cancellato. Noi vogliamo essere cancellati? No, il nostro nome no. Quindi cerchiamo di essere santi alla presenza del Signore, sobri, santi, santità. Perché più noi siamo santi, più la presenza di Dio si manifesta. Amen? Amen. Grazie Signore Gesù, grazie per come ci hai parlato, Signore. Grazie Spirito Santo per come ti sei mosso in mezzo a noi. Grazie perché veramente tu ci ami e vuoi veramente un popolo santo davanti a te, che ti adora, che ti dia veramente il cuore, un cuore puro, Signore, un'adorazione pura, Signore, dei sacrifici puri, Signore. Aiutaci, Signore, a riflettere sulla nostra vita, Signore, veramente a capire, comprendere il tuo grande amore, il tuo grande gesto verso di noi, Signore, per poter essere veramente sobri e ricambiare, Signore Gesù, ricambiare questo amore verso di te, capendo, Signore, quello che facciamo, riconoscendo, Signore Gesù, quanto sei grande, quanto sei importante per noi. Tu hai dato la tua vita per noi, Signore. Hai versato il tuo sangue puro, Signore Gesù, per noi, Signore, perché ci hai amato, Signore. E hai fatto veramente tutto il possibile, Signore, per salvarci, Signore, per salvare noi che non eravamo degni, Signore. E noi veramente, Signore Gesù, non vogliamo rendere vano questo sacrificio, Signore. Lavaci, Signore, purificaci, rinnovaci, Signore Gesù, e facci veramente, Signore Gesù, ricominciare da capo, Signore. Perché, Signore Gesù, noi vogliamo veramente, in questo momento di lucidità, in questo momento di potenza dello Spirito Santo, riconoscere, Signore, i nostri errori, i nostri sbagli, e vogliamo veramente, Signore Gesù, essere in grado di pensarci prima, Signore, di riflettere su ciò che facciamo, Signore, prima che sia tardi, Signore, prima che permettiamo che il nemico ci giochi, perché lui non vuole che noi veniamo a te con un cuore sincero, con un cuore puro, non vuole che noi ci salviamo, Signore, ma ormai noi ti apparteniamo, Signore. Tu col tuo sangue ci hai segnati, Signore, ci hai resi tuoi, e noi vogliamo essere tuoi vivi, Signore, per portare veramente agli altri, Signore, la tua testimonianza, nel nome di Gesù, Signore. Nel nome di Gesù vogliamo portare la tua testimonianza, Signore. Nel nome di Gesù, Signore, dacci la e vogliamo ringraziarti, Signore, glorificarti, Signore, per tutto ciò che tu hai fatto, che fai e che farai, Signore, per tutti coloro che veramente, Signore Gesù, si uniscono a te, ti riconoscono, Signore, e vogliono fare questo sacrificio per te, il sacrificio di dare la propria vita per te, Signore, come tu l'hai data per noi. Ma noi, Signore Gesù, per noi sarebbe veramente, Signore, è tutto più facile, tutto più semplice con l'aiuto dello Spirito Santo. Libera le nostre menti e i nostri cuori affinché comprendiamo ogni cosa, perché bisogna entrare nella profondità, Signore, per capire e per fare, Signore. Dacci veramente questa volontà, Signore Gesù. Noi vogliamo
vogliamo liberare la nostra mente da ogni oscurità. Oh sì, Signore, per nel fare nome di la Gesù, tua libera le volontà, nostre menti, Signore. Signore. Santifica Per le fare nostre quei menti. sacrifici che tu vuoi. Nel nome di Gesù, Signore, intervieni. Lavaci col tuo sangue, Col tuo Signore, sangue potente, e Signore, rendici liberaci da ogni veramente male. graditi a te. Per vivere a lungo, Signore, come tu hai già decretato. Non vogliamo essere cancellati dal libro della vita. Non vogliamo essere cancellati, Signore, dalla faccia di questa terra, se non prima di compiere, Signore, ciò per cui tu ci hai chiamati. Amen, alleluia. Aiutaci, Alleluia, Signore, gloria. perché il nostro aiuto viene dall'alto. Alleluia, E noi gloria. veramente innalziamo le mani verso di te, Signore, affinché tu ci aiuti, Signore. Vieni, Signore, aiutaci. Vieni a riscaldare i Vieni, cuori, Spirito Signore, Santo, se liberaci sono da ogni freddi. male nel nome di Gesù. Vieni. Vieni veramente, Signore, a fortificarci, Onda la Signore, ad rachiera ardere dentro di noi, che desmaina va yeshe dalla non per noi stessi, ma per te, Oh Dio, Signore. Togli il nostro egoismo, togli il nostro egocentrismo, Signore. Togli tutte le nostre problematiche, Signore Gesù. Aiutaci a guardare te. Amen. Noi vogliamo fare la tua volontà, Signore. Sia fatta la tua volontà nel Amen. nome di Alleluia. Gesù. Gloria a te. Per questo veramente, Signore, ti do onore e gloria. Signore, di lode, di gloria. E ti ringrazio. Ringrazio il Padre, ringrazio Amen. il Figlio, ringrazio lo Spirito Santo. Gloria a te, per Signore, tutto grazie ciò che Dio. tu fai per la tua Chiesa sparsa nel mondo, Signore. Lode e gloria a te. Amen. Grazie, Signore Gesù. C'è un'adorazione che è lecita e un'adorazione che è illecita. C'è un'adorazione che è fatta in ubbidienza e porta a salvezza, e un'adorazione che è fatta in disubbidienza e quello può portare alla morte. Sembra adorazione, ma l'adorazione fatta in ubbidienza è quella che il Signore vuole, quella che è fatta all'interno e sotto la sua Chiesa, quella che è fatta sotto la sua potente mano, quella che è fatta secondo il cuore di Dio. Nel nome di Gesù, Signore, noi vogliamo venire alla tua presenza e vogliamo fare, Signore, la tua volontà anche nell'adorazione. Vogliamo adorare, Signore, nell'ubbidienza, come tu l'hai stabilito nella Chiesa, come tu l'hai stabilito, Signore. Vogliamo, Signore, chiedere ogni volta consiglio a te per sapere, Signore, se siamo in ubbidienza o siamo in disubbidienza, prima che il fuoco scenda su di noi e ci divori. Signore, vogliamo venire alla tua presenza, liberi da ogni male, liberi da ogni peccato, liberi da ogni follia, liberi, Signore, da ogni ubriachezza nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, perché vogliamo venire davanti a te santi, perché tu sei santo e vuoi un popolo santo, tu sei santo e vuoi sacerdoti santi. Oh Signore, alla tua presenza c'è pace, c'è gloria, c'è onore, c'è rispetto, c'è santità sempre, Signore. Cosa che il mondo non ci può dare. Da chi andremo? Solo tu hai le parole di vita eterna. E noi vogliamo venire a te per ascoltare queste parole, Padre. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Metti su di noi questo peso, Signore. Il peso di guardare alla nostra vita e di togliere ogni impedimento, ogni incenso impuro, ogni fuoco illecito, ogni ubriachezza nel nome di Gesù, Signore. Intervieni, Signore. Nel nome potente di Gesù, il Signore del Signore, il Santo dei Santi. Amen, alleluia, gloria a te, Signore. Amen. Improvviso venne dal cielo un suono, un vento impetuoso che ebbe tutto il luogo dove erano radunati, e apparve loro lingue di fuoco che si posarono su ciascuno di